Potrebbe probabilmente sbloccarsi la vicenda dei crediti al decreto del super bonus congelata da diversi mesi al Ministero dell'Economia. La soluzione pensata da tecnici e politici è quella di costituire un veicolo finanziario, cioè una piattaforma che possa acquistare e rivendere i crediti incagliati per dare immediatamente ossigeno alle imprese e sbloccare in questo modo il problema. Parrebbe questa la soluzione possibile per smaltire i 19 miliardi di crediti bloccati sulla vicenda del super bonus. Una struttura pubblica privata che coinvolga le grandi società pubbliche con Enel X in testa, disponibile ad individuare il percorso e consentire al governo di dare risposte ad imprese e cittadini. Abbiamo sensibilizzato le istituzioni e le banche per acquistare i crediti, lo ha spiegato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, annunciando anche la costituzione della piattaforma. È in corso l'elaborazione di un sistema, come abbiamo detto, una specie di piattaforma che dovrebbe in qualche modo permettere di smaltire tutto l'arretrato. La soluzione strutturale per i crediti edilizi incagliati esiste ed è un veicolo finanziario, dice Enel, con uno schema già testato con alcuni partner finanziari su volumi limitati. Tra le modifiche, la Commissione Finanze ha dato il via libera alla proroga al 30 settembre del termine delle villette che entro il 30 settembre scorso avevano effettuato almeno il 30% dei lavori per concludere la spesa e portarla in detrazione beneficiando del 110. Per banche ed imprese che hanno acquistato crediti c'è poi l'ipotesi di estendere la fruizione da 4 a 10 anni. In arrivo anche la possibilità per i cittadini che hanno fatto lavori con il super bonus e portano la spesa in detrazione di spalmare lo sconto su 10 anni anziché su 4, utilizzando così maggior spazio fiscale su più annualità. Lo annuncia il sottosegretario all'economia Federico Freni, nonostante il numero residuale delle persone interessate.